A27. Il rischio che tutti intravedono è che ci si possa ritrovare nelle medesime condizioni di giugno e luglio 2020. Tra i primi a prendere posizione è stata Laurent Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, all'indomani del tavolo convocato in prefettura a Treviso per concordare con Forze dell'Ordine e Autostrade per l'Italia alternative utili ad evitare il collasso della viabilità. L'allarme è stato sollevato anche in ambito politico, con uguali preoccupazioni, tanto per i danni alle attività produttive come per l'imminente apertura della stagione turistica estiva. La mia richiesta è un dialogo con la Società per le Autostrade che fino ad ora non c'è mai stato, è anche un aiuto che noi possiamo dare a loro per cercare di comunicare il motivo di questi continui lavori che creano estremi disagi a tutti coloro i quali percorrono la 27 e soprattutto in prospettiva turistica per l'estate. La mia richiesta è stata un po' forte, quella di eliminare il pedaggio, ma è chiaro che dobbiamo trovare delle soluzioni perché non è possibile fare tanti chilometri in condizioni praticamente non da autostrada. Quelli in corso sono cantieri che innescheranno inevitabili disagi, soprattutto nei fine settimana, analoghi a quelli vissuti lo scorso anno. Un problema in più per una stagione estiva che deve essere soprattutto di ripartenza e che invece si complica prima ancora di cominciare. E se certo la sicurezza è fondamentale, ci si domanda perché non si è approfittato dei mesi di zona rossa e arancione e perché invece si interviene ancora una volta in estate. Fondamentalmente non si conoscono i motivi di questi lavori, allora io invito veramente la Società per l'Autostrada di fare anche una conferenza stampa, insomma di spiegare le motivazioni e le tempistiche, perché in particolare la Galleria di Vittorio Veneto penso che sia chiusa ormai da 3-4 anni, quali sono i problemi che causano questi interventi continui. Dopo chiediamo soprattutto nel fine settimana di creare meno disagi possibili e di chiudere più cantieri possibili.